Giovanni Paolo II e anche Benedetto XVI, il mondo di oggi ha tanto bisogno di testimoni, non tanto di maestri, ma di testimoni. Non parlare tanto, ma parlare la vita, la coerenza di vita, proprio la coerenza di vita. Una coerenza di vita che vive il cristianesimo come un incontro con Gesù ci porta agli altri e non come un fatto sociale. Ripetiamo insieme: rendici i tuoi testimoni, Signore. Signore Gesù, rendici i tuoi testimoni presso i nostri familiari e amici. Rendici i tuoi testimoni, Signore. Signore Gesù, rendici testimoni presso i nostri vicini e colleghi di lavoro. Rendici i tuoi testimoni. Signore Gesù, rendici testimoni con la coerenza della vita. Rendici i tuoi testimoni, Signore. Signore Gesù, rendici testimoni con le parole e con le opere di carità. Rendici i tuoi testimoni, Signore. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Sanctum ergo sacramentum venerem certui et antiquum documentum nocet attribui reste fine supplementum serum Concedi, o Dio Padre, ai tuoi fedeli di innalzare un canto di lode all'agnello immolato per noi e nascosto in questo santo mistero, e fa che un giorno possiamo contemplarlo nello splendore della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero